Ecco, rieccoci qui. Avevo tolto la parola brutalmente, intanto stavamo parlando, commentando la telefonata del nostro telespettatore che, come diceva lei avvocato, c'ha ragione, no? Sì, secondo me ha ragione, cioè non trovo corretto che io che verso dei soldi a un istituto bancario, se poi l'istituto bancario va male, io ne devo subire le conseguenze, quantomeno non dico di avere degli interessi o aver comunque un utile rispetto all'investimento che ho fatto, ma almeno di avere indietro il capitale, quello che ho dato, sì. E poi trovo anche corretto quello che ha detto rispetto alle informazioni. Allora, secondo me è vero, ognuno di noi, come ha sempre detto Stefano, ormai ce lo ripete fino allo sfinimento, dobbiamo informarci, dobbiamo leggere, dobbiamo studiare, sì, ma io vado da una persona che dovrebbe essere un operatore dotato di una certa capacità professionale che è in grado di darmi delle risposte che siano quantomeno corrette rispetto alla realtà. Io non so voi, ma la maggior parte delle volte che vado in banca trovo persone che invece mi danno risposte nebulose, che non mi sanno spiegare come mi sai spiegare tu, che ad esempio devo guardare quel determinato indice di quella banca, cosa sono che me le hai spiegate prima, le obbligazioni senior, dov'è il posto giusto dove mettere i miei soldini e che magari se ho per fortuna 100.000 euro da investire, magari vale la pena diversificarli rispetto all'istituto bancario, rispetto agli investimenti. Queste cose qua, perdonami, ma nelle banche, almeno le banche quelle che io frequento, che sono credo quelle degli telespettatori qua, non sono in grado di dare queste informazioni, anche perché la maggior parte di queste informazioni te le dà il direttore che fa tutto dentro una banca, perché il direttore di banca va alla ricerca dei clienti, spiega gli investimenti, fa anche l'operatore di cassa perché hanno licenziato tutti. Quindi sì, mi devo informare, ma devo avere anche qualcuno che però proprio per il ruolo che ha mi deve dare delle informazioni come me le stai dando tu. Ma tre risposte. La prima: mentre noi aprivamo sportelli a destra e a manca, il resto d'Europa li chiudevano. Quindi adesso abbiamo un problema anche di ridurre gli sportelli, la gente si accorgerà che dove prima c'era una banca, adesso c'è un bel cartello con scritto affittasi. La crisi finanziaria, i problemi delle banche portano a una forte richiesta di riduzione del personale. Là dove prima si ventilavano aperture sabato o alla sera fino alle 20, adesso si riducono gli orari, gli sportelli qualche volta il pomeriggio sono chiusi, c'è la cassa. Le banche devono ripensare il loro modello di business, si dice in maniera tecnica, ma sostanzialmente le banche del domani non saranno quelle di oggi. Per cui l'imprenditore entrerà in banca e come imprenditore allo sportello farà alcune operazioni molto semplici che può farsi anche nel suo ufficio, ma se vorrà interloquire con qualcuno avrà qualcuno specializzato nelle sue cose. Io, tu, chi vorrà informazioni sugli investimenti troverà una persona che risponderà a quelle domande, più che una persona che a differenza del passato non risponderà alle loro domande, ma starà molto attenta ad ascoltare le loro esigenze, perché quello che c'era e valeva per il passato non vale più per oggi, ne varrà quantomeno, ancora meno per domani. Secondo, tutte le opportunità che un mondo nuovo completamente interconnesso ci offre le stiamo perdendo, perché siamo talmente presi dall'ansia, dalle preoccupazioni, da oddio mio perdo tutti i soldi, e da non poter cogliere anche quello che di buono questi ultimi anni ci stanno mettendo davanti. Scusa, qual è il buono? Non lo stiamo in 2 secondi, qual è il buono? La possibilità di comprare, vendere, accedere a servizi in qualsiasi parte del mondo, perché se il nostro paese sta vivendo una fase di difficoltà, Dio sa quando la supererà, in altre parti del mondo a cui io posso accedere con prodotti molto semplici, le cose stanno andando diversamente, c'è crescita, c'è ritorno sugli investimenti, devo andare contro le mie abitudini, che è diverso, devo andare contro le mie abitudini. È come quando si cambia regime alimentare, non è una cosa semplice, all'inizio non è nemmeno gradevole, il corpo rigetta un cambio di abitudini, lo stesso vale per gli investimenti. Attenzione, non ho alternative. Se mettiamo i soldi su Materazzi, mettiamo i soldi su Materazzi, è una scelta anche quella, è un modo di rispondere ai cambiamenti anche quello, oppure alzo e faccio spallucce e dico vabbè, no, alla fine le banche per ragioni proprio di organizzazione riservano questi servizi ai loro principali clienti, ma sono servizi che comunque sono rivolti a chi ha interesse o chi è proattivo e va a chiedere. Le banche si stanno riorganizzando.
non è una cosa veloce, è il cambiamento anche la forma mentale della clientela, l'abitudine non si cambia da oggi a domani, non si cambia da oggi, ci vogliono anni. Allora, in attesa che cerchiamo di cambiare mentalità tutti quanti noi, infatti non è facile, più che altro anche avere gli strumenti di conoscenza, sempre quello il discorso, per cui investo in qualcosa di estero, fondi esteri, bisogna capirli, conoscerli, sapere, c'è sempre un po' di titubanza. Sono cose che esistono da 50 anni. Però sono sempre stati appannaggio di una fetta molto piccola della clientela. Sì, infatti. Perché l'80 o il 90% della clientela ha sempre risolto il problema con titoli di Stato e obbligazioni bancarie. Titoli di Stato e obbligazioni bancarie. I fondi pensioni di risparmio gestito sono cose che esistono da 50 anni, ma soltanto adesso ci si va. E ci si va guardando il numeretto in basso a destra, che è importante, ma va visto con un Virgilio che ti accompagna e ti faccia vedere bene. Poi ti fai una tua idea, prendi le tue decisioni, ma fa questo primo passaggio, se non ne hai gli strumenti, accompagnato nelle banche ci sono sicuramente, in tutte le banche, chi ti può accompagnare e seguire. Aiutare. Allora, siamo arrivati al termine. Grazie avvocato di essere stato qui con noi, grazie a Stefano Zara come sempre di averci supportato in questo percorso di consapevolezza sotto diversi profili. Abbiamo visto quella legale per quel che riguarda la guida, e attenzione quindi al causare, essere causa di incidenti stradali anche con lesione, perché abbiamo visto che le pene che vengono comminate sono veramente altissime, e quindi grande attenzione, ancor più se si abusa di sostanze alcoliche e stupefacenti, e grande attenzione come sempre dove si mettono i propri soldini, perché c'è sempre un'alea, un rischio grosso che incombe. Se però siamo informati e abbiamo una certa agilità mentale, riusciamo anche a schivare i vari pericoli. Comunque cerchiamo sempre di tenervi aggiornati. Grazie ancora, buon proseguimento. Arrivederci.